Belluno piange Gian Claudio Bressa, protagonista della vita politica cittadina e nazionale per oltre 40 anni. Ex sindaco del capoluogo, parlamentare della Repubblica e sottosegretario di Stato, Bressa è stato uno dei volti più conosciuti della politica bellunese. Nato a Belluno nel 1956, aveva iniziato il suo impegno nelle istituzioni locali per poi approdare in Parlamento, dove ha ricoperto incarichi di rilievo soprattutto sui temi delle autonomie degli enti locali. Nel corso della sua lunga carriera politica aveva mantenuto un legame stretto con il territorio bellunese, seguendo da vicino le questioni legate alla montagna e allo sviluppo della provincia. Bressa aveva compiuto 70 anni lo scorso gennaio ed è morto improvvisamente nella sua casa di Firenze, dove da tempo aveva trasferito la sua residenza. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Un amministratore politico di rara preparazione, lo ricorda la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Loren Berton, sottolineando il suo costante impegno per le terre alte e la conoscenza profonda della montagna. Cordoglio anche dall'assessore regionale alla montagna Dario Bond, che definisce Bressa un punto di raccordo autentico tra territori accomunati dalla stessa identità alpina, mentre il sindaco di Longarone Roberto Padrin parla di un politico di altissima caratura, preparato e competente. Condoglianze alla famiglia sono arrivate dal presidente della regione. Rimarrà nella memoria per la serietà personale e intellettuale con cui ha ricoperto i suoi incarichi, scrive Alberto Stefani. Con la scomparsa di Gian Claudio Bressa, Belluno perde una figura centrale della propria storia politica recente.